Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi parliamo di robotica ed in particolare di una giornata che si è tenuta qualche giorno fa dedicata proprio a questo tema. Si tratta di Robot Garda, che ha visto coinvolto 200 ragazzi di 7 istituti che si sono confrontati con le nuove realtà della robotica, dai droni piuttosto che dai robot che operano le persone. Noi abbiamo ascoltato per voi i protagonisti di questa giornata importante che fa parte di un contesto più ampio, cioè della Settimana Europea della Robotica. Angelo Cresco, presidente dell'azienda Gardesana Servizi, racconta il perché della presenza dell'azienda a questa giornata dedicata alla robotica. Ma in primo luogo quello di far conoscere ai ragazzi lo sforzo che stiamo compiendo sul piano dell'innovazione e della ricerca per difendere il nostro lago e soprattutto fare cultura e coscienza, perché l'importante è che i ragazzi capiscano che difendere l'ambiente e l'ecosistema del lago non è solamente una scelta, devo dire, ambientale, ma è anche e soprattutto una scelta economica, perché grazie al lago, alla sua e anche la salute, perché noi beviamo l'acqua del lago e il lago di Garda è il più grande bacino naturale di acqua potabile. Ecco perché far vedere gli sforzi che abbiamo fatto con l'iniziativa che insieme all'Università, a Lega Navale portiamo avanti da 3 anni e che si rifà ad un finanziamento europeo alle 8 università tra cui Verona. Stiamo ricercando sistemi che, se verranno applicati e testati positivamente, verranno utilizzati in tutti i bacini lacustri e non solamente lacustri, potremmo dire acquatici, di tutta l'Europa. Abbiamo incontrato il professor Alessandro Farinelli del Dipartimento di Robotica dell'Università di Verona, che ci ha raccontato dell'importanza di utilizzare dei droni acquatici nel nostro lago. Ascoltiamolo. I principali vantaggi dell'intervento con i droni sul lago è quello di permettere di prendere i dati dove servono e quando servono, quindi l'idea sostanzialmente è che i droni, essendo molto semplici da mettere in opera, ci permettono di prendere dei dati che hanno delle informazioni spaziali, quindi noi sappiamo dove sono stati presi i dati e questo ci permette di capire dove ci sono dei potenziali problemi. Questo è molto importante perché i droni permettono di leggere alcuni parametri ma non tutti, quindi non sostituiscono il lavoro che viene già fatto dalle società preposte a fare il monitoraggio dell'acqua. Quello che fanno però ci possono dire dove è più importante fare delle analisi che sono più dispendiose e che ci danno una informazione più approfondita sullo stato della qualità dell'acqua del lago di Garda. Nel concreto, che cosa hanno visto oggi i ragazzi? Che tipo di dimostrazioni avete fatto? I ragazzi oggi vedranno sia delle presentazioni delle attività che sono state fatte, sia toccheranno con mano il drone acquatico, uno dei droni acquatici, sono 12 nel progetto, che sono stati sviluppati, la punta di diamante, quello che è stato più utilizzato e che ha delle performance migliori, il sistema si chiama Marlin. Il drone verrà messo in acqua, verrà guidato sia dal personale esperto sia dai ragazzi, verranno anche fatte delle prove di autonomia, quindi il drone sarà in grado di muoversi in autonomia sul lago e prendere i dati. I dati che il drone acquisirà verranno poi mostrati ai ragazzi spiegando sostanzialmente quello che stanno vedendo. Qual è il progetto presentato oggi dall'azienda Gardesana Servizi e soprattutto il ruolo dei giovani per il futuro del lago? L'abbiamo chiesto ad Alberto Cordioli dell'azienda Gardesana Servizi. Oggi presenteremo il progetto INCAC, che è un progetto sperimentale finanziato dall'Unione Europea che ha avuto come protagonista e capofila sul lago di Garda l'Università di Verona e l'azienda Gardesana Servizi. Infatti in un nostro impianto di pompaggio abbiamo installato e testato con successo un impianto innovativo unico al mondo per il trattamento delle acque di sovrafflusso di piena di un impianto di sollevamento fognario. Questo impianto ha permesso di garantire e di sperimentare una soluzione che ha protetto con successo l'ambiente del lago di Garda. Infatti i carichi inquinanti sversati da questa stazione in occasione di eventi di piena e forti temporali si è ridotto sensibilmente e oggi durante questo intervento mostrerò ai ragazzi questa nuova tecnologia. Torniamo all'Università di Verona per parlare di nuovo di MPM, Master in Project Management. Abbiamo voluto chiedere ad Alberto Rovedi, in una giornata importante come quella della consegna delle tesine, che cosa è successo e quali sono stati i risultati conseguiti dagli allievi del corso.
Questa giornata è la giornata conclusiva del Master in Project Management edizione 11, anno accademico 2018-2019. In questa giornata si stanno svolgendo le presentazioni delle project work finali. Noi abbiamo i nostri 20 allievi che stanno presentando le loro esperienze, che arrivano di fatto da tutto quello che è stato il percorso formativo del master e dal loro impegno in uno stage che è durato almeno 3 mesi presso o la propria attività lavorativa o proprio nelle aziende che noi abbiamo individuato come aziende ospitanti lo stage. Abbiamo creato 2 commissioni con tutti i nostri docenti del master che con grande entusiasmo hanno aderito a questa giornata e stiamo valutando il percorso degli studenti e le loro tesi. E ad Alberto Roveda, direttore del Master in Project Management dell'Università di Verona, abbiamo voluto chiedere: è tempo già di nuove iscrizioni, come si svolgeranno, ma soprattutto se ci sono novità legate a questo importante percorso di formazione. Si conclude il Master, ma siamo già pronti per una nuova edizione. Alla data di oggi abbiamo già un buon numero di iscrizioni, in ogni caso le iscrizioni sono ancora aperte e si concluderanno a metà di dicembre e siamo già pronti con l'offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020. La sostanza del Master non cambia, nel senso che ci saranno i 4 moduli formativi di project management sia per gli aspetti economici, giuridici e gestionali. E abbiamo la fortuna di aver incrementato il numero di aziende che ospiteranno stage dei nostri studenti e stiamo concludendo i colloqui con i nuovi allievi. Credo che sulla base di quello che è successo anche quest'anno, anche il prossimo anno avremo un'ottima edizione del Master. Il Master appunto non ha al suo interno questi 4 moduli che noi abbiamo trasformato in corsi di aggiornamento professionale e quindi sono frequentabili anche da persone che non hanno la laurea ma che vogliono aggiornarsi e quindi incrementare le loro conoscenze, dove nel campo del project management assolutamente, ma anche nel campo economico e quindi nei costi di progetto e soprattutto nella contrattualistica d'appalto. Quindi l'offerta di questi singoli corsi è già attiva, è attiva come attivo il Master. Tutte le informazioni disponibili possiamo trovarle sul sito del Master, che è www.masterprojectmanagement.it, o sul sito ufficiale dell'Università di Verona alla pagina Post Lauream. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti. Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Anche nella puntata di oggi sveliamo 2 nuovi protagonisti giardinieri iscritti all'Associazione Florovivaisti Veneti, che abbiamo il piacere di incontrare oggi e ai quali abbiamo chiesto la fatidica domanda: come è nata la passione per questa magnifica professione giardiniere. E niente, è una passione che nasce fin da giovane. È stato il mio primo lavoro e ancora adesso lo porto avanti. Prima ero dipendente, ho fatto un po' di gavetta con un'azienda sempre del veronese e poi dopo un po' di anni, ormai 15, ho aperto insomma la mia attività. Già da bambino andavo con mio papà che faceva questo lavoro e quindi direi che sono di famiglia tra virgolette per questo tipo di lavoro. A
appunto mi ha trasmesso la sua passione, che nel tempo abbiamo cercato un po' di affinare, ecco, e anche perché la professione è diventata sempre più specifica, insomma, quindi ci sono parecchi lavori diversi da svolgere, da saper svolgere, e bisogna perlomeno essere capaci di farne qualcuno, ecco, bene. Poi anche noi molto spesso ci affidiamo anche a delle collaborazioni, perché essendo molto vasto il nostro areale di interventi, non può essere in grado di fare bene tutto, ecco. Un suggerimento ai giovani che volessero intraprendere questa professione: si parla di un trend in crescita, quello della passione per stare all'aria aperta, per lavorare la terra, che è in crescita. Che suggerimento vogliamo dare ai giovani che vogliono avvicinarsi proprio alla professione del giardiniere? I giovani devono prima capire che comunque è un lavoro di sacrifici, si lavora all'esterno, il freddo, il caldo, intanto la pioggia, e poi comunque la tecnologia aiuta, non è solo forza fisica, è un lavoro che lascia tante soddisfazioni dal punto di vista proprio della creazione, delle idee, dell'utilizzo di macchinari sempre più moderni, e quindi insomma dovrebbe essere un bellissimo stimolo. Bisogna lavorare tutti insieme come associazione, come scuole, per creare un tessuto un po' importante. Devo dire che i giovani che anch'io ho provato e che hanno quella passione da avvicinarsi un po' a questo lavoro, non ho niente da dire, insomma, bravi. E perché un cliente dovrebbe scegliere un professionista iscritto all'Associazione dei Florovivaisti Veneti? Innanzitutto per avere la sicurezza e la certezza che la persona che ci si porta in casa o in ditta o in qualsiasi altro posto dove ci può essere la necessità di fare dei lavori sia in regola, perché per essere iscritti a un'associazione come questa bisogna che l'attività sia regolare. E in secondo luogo, non in secondo luogo, ecco, perché c'è sicuramente la professionalità di chi fa il lavoro, di chi svolge il lavoro. Purtroppo nel nostro settore c'è un sottobosco molto importante di persone che fa il lavoro, diciamo, non regolare. Questi, oltre a non essere professionisti, mettono comunque a rischio anche il committente, il cliente finale, perché se per caso dovesse succedere malauguratamente un incidente, ovviamente è il committente, ma molte persone non lo sanno, è il committente che poi va ad essere il responsabile principale. Noi, avendo appunto delle ditte regolari iscritte alla Florovivaisti, questo rischio non c'è. Sta a noi a far capire che l'associazione ci tutela, ma anche un po' ci controlla, nel senso che c'è questo scambio proprio di impegno, e quindi l'azienda deve comunque mantenere un impegno di corsi obbligatori, corsi di formazione proprio professionale, di sicurezza, di primo soccorso, quindi tutte quelle cose che sono indispensabili in un'azienda moderna. E poi, cosa molto importante, è proprio quella del raggiungimento sempre più professionale. Dobbiamo essere proprio quella categoria in regola, sia con tasse, naturalmente con lo Stato, che siano, e quindi cercare un po' di far capire che se un'azienda che ti viene in casa comunque è tutelata da un'assicurazione, è tutelata proprio dal punto di vista legislativo, anche il cliente finale dovrebbe sentirsi più sicuro. Si chiude anche questo appuntamento del lavoro a 360 gradi, noi torneremo puntuali anche la settimana prossima e vi racconteremo cosa succede da Job Orienta. Elisa Tagliani vi saluta e naturalmente vi ricordo il nostro sito www.lavoro-360.it, dove guardare tutte le puntate del lavoro a 360 gradi. Ci vediamo la settimana prossima.